Ciao, adesso vediamo un po' di esercizi di riscaldamento per la parte bassa, per quando andiamo a fare stretching sulle gambe. Allora, un esercizio basilare è lo squat. Mettiamo le gambe alla stessa larghezza delle spalle, più o meno, o anche un po' più larghe, in maniera comoda, con i piedi leggermente aperti verso l'esterno, quindi non sono dritti, ma sono aperti in maniera naturale. In realtà è una posa del tutto naturale. E andiamo a muovere l'anca indietro fino a quando piano piano cominciamo a scendere. Possiamo mettere le mani avanti per equilibrio, scendiamo e dobbiamo arrivare col sedere almeno all'altezza delle ginocchia e poi torniamo su. Lo mostro di lato. L'accortezza da avere è che non devo pensare a scendere, altrimenti spesso si fa questo, che non è la stessa cosa. Guardate, le ginocchia vanno avanti e io sto scendendo sul posto, diciamo. Invece l'idea è che io debba andare a sedermi su una sedia invisibile che c'è dietro, e quindi il primo movimento deve essere quello di andare indietro col sedere. Vado indietro, vado a sedermi su una sedia invisibile che c'è dietro, per quello vi dico mettete le mani avanti per l'equilibrio. Quando sono sceso abbastanza in basso, risalgo. Un'altra accortezza è di non far cadere le ginocchia all'interno in questo modo. Può capitare soprattutto quando si risale, qualcuno fa così prima di risalire. No, per riuscire a concentrarvi su questo, pensate di appoggiare il peso sulla parte esterna del piede, quindi non così, ma così, e comunque immaginate di avere un elastico tra le ginocchia e di doverlo spingere. Quindi mettete pure le mani in avanti, scendete e facendo forza sui talloni e sull'esterno del piede risalite. Di questi dovete farne, diciamo, una ventina. Potete suddividerli. Se non riuscite ad arrivare a 20 tutti in un colpo, ne fate una decina, prendete fiato e ne fate un'altra decina. Dopo aver preso fiato, vi mettete in affondo. L'affondo, attenzione, non ha i piedi in linea, perché è difficile mantenere l'equilibrio, ma se quando siete in piedi avete i piedi a una certa larghezza, nel momento in cui andate avanti e indietro immaginate di tenerli sullo stesso binario. In questo modo avete più equilibrio. E in più l'anca non tenetela girata a 45 gradi. Se avete la cintura deve guardare diritto e sentirete tirare un po' di più la coscia qui. L'altra accortezza è non aprite il piede, perché altrimenti appunto il ginocchio scende di là, il ginocchio tende a seguire il piede. Tenete il piede in avanti e mettetelo in questa direzione. Quindi vi mettete in affondo, come detto, e prima di tutto iniziate ad alzare e ad abbassare il tallone della gamba dietro. Mano a mano che lo fate potete sentire di potervi allungare. Ci sarà un momento nel quale il tallone non tocca più. Se vi allungate troppo il tallone non riesce più a toccare, allora è troppo e tornate indietro. Quindi cercate la posizione, piano piano, a forza di ripetere, vedrete che vi allungate fino a quando sentite che il tallone non appoggia. Poi vi girate e fate la stessa cosa dall'altra parte. Anche qui fatene una decina di qua, 10 di qua e 10 di là. E dopo tornate in affondo nella posizione iniziale. Come per lo squat potete mettere le mani in avanti e facciamo degli affondi veri e propri. Quindi l'affondo cos'è? Il mio corpo è qui, diritto, ho una gamba avanti e una indietro, scendo giù sul posto e risalgo sul posto spingendo soprattutto col tallone della gamba avanti e ovviamente la punta del piede dietro, perché non è appoggiato. Però quello che non dovete fare è questo, scendere in avanti e spingere con la punta che il tallone è sollevato. No, siamo lunghi, scendete sul posto e risalite sul posto. Concentratevi sullo spingere col tallone della gamba avanti. Quando risalite, bloccate le gambe del tutto. Quindi non fermatevi qui e scendete qui, ma allungate le ginocchia del tutto. Quindi tocco terra per un attimo e salgo su. Fatelo completo, piuttosto ne fate un po' meno. Anche qui una decina sono più che sufficienti. Andate dall'altro lato. Però appunto fateli bene, meno ma bene. Quindi in tutta la lunghezza toccate terra e venite su. Toccate terra e venite su.
puntate le prime volte, magari appunto già dopo una decina fate fatica, però diciamo che puntate piano piano, giungendo ogni volta, dovreste riuscire a metterne una trentina di seguito. Fanno male, arrivare al 30esimo si sente le cosce che fanno male, però cercate ogni volta di mettere una o due ripetizioni in più di quando sentite che proprio comincia a bruciare, in maniera che abbiate le cosce belle calde prima di cominciare. Quindi questo è un riscaldamento per la parte bassa e possiamo cominciare a fare stretching sull'allungamento delle gambe. E quindi andiamo a terra di nuovo nella posizione finale dell'affondo. Questo è, da qui in poi facciamo una sessione di stretching. Rilassiamo pure il piede dietro, il piede avanti va più avanti del ginocchio e adesso, se mi guardate nel video, in questo momento io sono girato di qua. Cerco di nuovo di girare la mia cintura da quella parte e grazie al peso del corpo sento che il corpo scende, lascio che il peso mi porti giù e comincio a sentir tirare qui e qui. Allungo piano piano, adesso mi sono appoggiato, ma fatelo senza appoggiarvi. Per me è più facile scivolare col piede avanti, per qualcuno potrebbe essere più facile scivolare col ginocchio indietro. Comunque state in questa posizione e col peso del corpo approfittate per aumentare la distanza tra tallone e ginocchio. E cominciate a sentire un po' di tensione. Fatto questo, scendiamo verso il ginocchio avanti, ci appoggiamo per bene sulla coscia, quindi è più facile perché abbiamo appoggiato le mani e la pancia sulla coscia, però dobbiamo stare attenti, adesso ho chiuso un po', a non fare questo, cioè non avere il sedere indietro. Dovete spingere comunque col sedere in questa direzione. L'idea è quella che la schiena non è curva, ma è il più possibile diritta. E se lo fate così, e se raddrizzate l'anca, quindi non siete girati di qua, ma siete di là, sentite tirare bene qui, la parte della coscia dietro. Quindi schiena dritta, state appoggiati e lasciate, come sempre respirando, che la distanza tra le gambe aumenti. Tutte queste tenute, tenetele, io potrei dirvi una trentina di secondi, però forse è meglio anche contare i respiri. Quindi magari contate 10 respiri, respirate. Man mano che buttate fuori l'aria vedrete che è più facile allungarsi quando buttate fuori l'aria. Quindi una decina di respiri o appunto una trentina di secondi. Poi facendo il peso, appoggiando il peso sulle mani, punto il piede dietro e vado a tendere la coscia in maniera da allungare il più possibile il ginocchio dietro. Attenzione di nuovo a non alzare il sedere, ma a continuare a tenere quella spinta verso il pavimento. Questo è un po' più faticoso, può essere duro arrivare a 30 secondi, non è necessario. Come al solito cercate di tenere un po' di più di quello che è il vostro massimo. Poi scendete piano e ritornate a fare un altro allungamento nella stessa posizione precedente, che adesso risulterà un po' più facile perché avendo fatto quella tensione là dietro adesso è un po' più riposante, quindi tenete sempre questa stessa posizione. Dopo altri 30 secondi in questa posizione scendete verso l'interno il più possibile. Se riuscite ad appoggiare il gomito, appunto appoggiate il gomito a terra. Comunque diciamo che l'idea è quella di andare più giù della gamba avanti, usate le mani per appoggiarvi, potete anche con il braccio, quello vicino alla gamba, abbracciarvi la gamba dall'altro lato e appoggiarvi del tutto, dipende da dove arrivate, però diciamo che lo scopo è andare più giù di prima. Sempre tenete la spinta del bacino, anche qua rilassatevi e riposate. Dopo un po' di secondi che siete qui, cominciate col bacino ad andare un po' a destra e a sinistra. Ripetete una decina di oscillazioni che aiutano un pochettino a tendere e rilassare, tendere e rilassare. Poi tornate su, tornate nella posizione iniziale, questa qui,
quella che abbiamo già tenuto per 2 volte, e adesso andiamo ad allungare invece che la gamba dietro, la gamba avanti. Tenete sempre il peso sulle mani e andate a raddrizzare questo ginocchio. Questo può essere particolarmente faticoso, scaricate il peso sulle mani a seconda della vostra mobilità, però lo si può sentire, ecco. Se lo sentite poco è sufficiente scendere un po' di più in avanti, però attenzione sempre, non scendetemi con la testa, che non serve a niente piegando la schiena, ma se dovete scendere, scendete cercando di tenere la schiena tesa, ok? Dopo piano piano, usando le mani, tiriamo un po' indietro la gamba in maniera da chiudere e rilassarci un attimo, e andiamo con la mano opposta a prenderci la gamba. Se non ci riuscite potrebbe essere necessario chiudere molto, chiudete del tutto, cercate di prendervi la caviglia, la punta del piede, il pantalone, comunque vi prendete. Quando ci siete riusciti, se proprio fate fatica potete anche prendervi dal lato stesso, è più facile, però poi davanti siete incrociati e si fa un po' fatica, quindi è per quello che io consiglio di qua. Comunque prendetevi qui, tirate il tallone verso il sedere, quando il tallone è appoggiato al sedere riallungate e tornate in allungamento e sentite la tensione nella coscia dietro. Quindi tenete la tensione nella coscia dietro. Anche qui i secondi che vi ho detto, i respiri, poi mollate piano piano senza esagerare in velocità e lasciate giù la gamba dietro e andiamo piano piano indietro, andiamo a sederci qui e lasciamo anche la caviglia in allungamento in maniera che faccia stretching anche questa. Se proprio è intollerabile star seduti sulla caviglia, potete piegare il piede e star seduti sul piede, comunque è meglio così, anche perché adesso vi chiedo di scendere verso la gamba avanti. Di nuovo sentite la tensione nella coscia e di nuovo non scendete con la testa verso il ginocchio, ma scendete con la pancia verso la coscia, guardatevi il piede, diciamo, e anche qui piano piano scendete e tenete. Poi tornate su aiutandovi anche con le mani e cominciate la procedura dall'altro lato. Quindi in pratica allungamento prima statico così col corpo che scende, poi vi allungate e continuate a cercare la distanza sempre di più, poi tensione della gamba dietro, scendete e tornate nella posizione in questa qua e continuate a tenere questa, scendete verso l'interno, tenete questa posizione, potete appunto prendervi, fate un po' di oscillazioni a destra e a sinistra, tornate su e allunghiamo la gamba avanti. Dopo aver allungato la gamba avanti, chiudete un po', andiamo a prendere il tallone, lo chiudete, vi allungate di nuovo, fate di nuovo questo allungamento, poi lo faccio scendere, mi siedo e vado in avanti. Questo è un circuito col quale riusciamo un pochettino a tirare i muscoli della coscia, del polpaccio, della parte delle gambe in direzione, diciamo, diritta. Adesso vediamo invece un secondo circuito che è sempre per le gambe, però orientato alla divaricata frontale. In questo caso, dopo nel riscaldamento, potremmo aggiungere agli esercizi visti prima, quindi gli affondi e gli squat fateli lo stesso, però aggiungiamo anche degli squat molto larghi, quindi cominciate con le gambe così, quindi questa è o nella stessa sessione, vedete voi, oppure se avete
poco tempo fate un'altra sessione, ecco, in un'altra giornata. Con le gambe aperte, i piedi che guardano leggermente di lato, scendiamo come prima con lo squat e torniamo su. Qui è ancora più importante fare attenzione a spingere bene coi talloni e con l'esterno del piede e a non lasciare che le ginocchia cadano all'interno. Questo lo fate e mano a mano che lo fate cercate sempre di più di scendere più giù delle ginocchia e ogni volta che lo fate cercate di aumentare la pausa nella parte bassa. Quindi se all'inizio lo fate velocemente, poi cercate sempre in basso di fermarvi 1 o 2 secondi. Poi fate una tenuta nella parte bassa, il più possibile, e tornate su, diciamo, nell'ordine dei 10-15 secondi. Così abbiamo scaldato un pochettino anche in apertura. Dopodiché vi mettete a terra. Adesso io mi metto di profilo, però vi mettete a terra seduti sui talloni così, come al solito. Se danno fastidio potete mettervi così, ma preferite possibilmente questa posizione, e lavorate con le anche in avanti e in indietro in maniera da orientare l'ombelico verso il pavimento e verso il soffitto, e lavoriamo quindi a liberare un po' le anche. Fate un po' di ripetizioni di questo tipo, vi fermate nella posizione quella più estesa, col sedere più indietro, il petto è bello aperto, e con il petto aperto andiamo verso il pavimento e andate avanti quello che vi serve per appoggiare il pavimento il petto a terra. Quindi col petto a terra vi rilassate tutta la parte alta, e quando avete preso fiato utilizzate le mani per spingervi indietro, ma continuando a mantenere il contatto col pavimento. Andando indietro in questa posizione sentirete piano piano tirare le cosce nella parte interna. Piano piano, ogni volta respirate, e quando espirate guadagnate un pochettino indietro. Lo fate sempre per questa volta, direi di fare circa il doppio di quello che fareste, quindi diciamo 15-20 respiri. Dopodiché andate un po' avanti e in questo modo le gambe si rilassano e aprite un po' di più la distanza tra le gambe. Quindi in pratica le ginocchia si allontanano tra di loro. Però voi siete sempre qui, le ginocchia si allontanano tra di loro, e dopo essere venuti in avanti, di nuovo qui tornate piano piano a spingere indietro, e ricordatevi di rilassare tutta la parte alta e rilassate pure anche i piedi che non stanno facendo niente. Quindi a un certo punto, quando la tensione è massima, aspettate ancora un attimo e di nuovo tornate in avanti di qualche millimetro con il petto, e vi accorgerete di poter allargare ancora un po', quindi una terza volta, e di nuovo riguadagnate posizione indietro. Quindi lo fate 3 volte, diciamo. La terza volta siete ormai belli larghi e potete riavvicinare i piedi e tornare su nella stessa posizione iniziale seduta, ma molto più larga. Sentirete tensione qui all'interno della coscia. Tornate su per riuscire a fare lo stesso lavoro di bacino che facevamo prima, avanti e indietro. Adesso sarà piccolissimo il movimento perché è molto più difficile, però di nuovo farlo vi aiuta a concentrarvi. Dopodiché di nuovo mandiamo indietro, adesso mi giro magari da questo lato, mandiamo indietro il sedere mentre abbiamo il petto a terra, come prima. Ora in questa posizione andate sempre un pochino indietro, cercate la tensione e poi rilassatela tornando avanti. Quando vi siete rilassati, aprite una gamba, quella sinistra, appoggiatela a terra con il ginocchio teso e lavorate con l'anca relativa, con il sedere da quel lato,
spingendolo verso il pavimento. Quindi in questo caso sentirete una tensione più forte, questa sarà magari più dura da tenere, anche qui cercate di arrivare a una decina di respiri, se sono meno non importa, poi piegate il ginocchio, lo riportate dov'è e fate la stessa cosa dall'altro lato. Quando l'avete fatto, tornate e ora torno a mostrarvi di profilo. Da qui scendete in avanti del tutto fino ad appoggiarvi completamente al pavimento anche con la pancia, quindi vi rilassate del tutto sul pavimento, però come vedete i miei piedi non toccano terra, li unisco le piante dei piedi tra di loro, il sedere lo spingo verso il pavimento il più possibile e cerco l'aderenza al pavimento di tutto quanto, quindi delle cosce, della pancia, e piano piano cerco anche di portare al pavimento i piedi, quindi la parte sopra è rilassata, spalle, petto, però la parte sotto lavora molto, il sedere spinge verso il pavimento, i piedi spingono al pavimento, poi rilasso i piedi e con l'aiuto del piede e magari anche di una mano porto un po' su un ginocchio di qualche centimetro. Il sedere relativo si alza e io mentre sono a terra lavoro un po' con l'anca di nuovo per spingere al pavimento e cercare di riguadagnare il pavimento anche se non ci riesco. Fatto anche qui una trentina di secondi, lavoro dall'altro lato per portare allo stesso livello anche l'altro ginocchio. A questo punto il sedere è completamente sollevato e siamo in una posizione simile a quella iniziale. Quando avete fatto anche qua una trentina di secondi, di nuovo prendete e andate indietro il più possibile fino a sentire tensione sulla parte interna delle cosce. Quando siete qui, poi, adesso di nuovo mi giro da questo lato, quando siete qui, di nuovo rilassate andando un pochino in avanti, li metto qui, quindi andando un po' in avanti le gambe si rilassano e questa volta le aprite entrambe, quindi le mettete entrambe, una di qua e una di là, ma tenete il petto appoggiato per terra e tenete questa posizione. Poi spingete con le braccia e alzatevi e sentite il peso sulle braccia e sulle gambe. Mi sposto di nuovo in avanti. Ora qui dovete avere l'accortezza di tenere la schiena, vi metto di nuovo di profilo, mentre siete qui ragionate sulla schiena di non essere così, ma di aprire il petto e mandare sul sedere e di sentirvi con la schiena diritta. Anche qui riposate il tempo necessario, o meglio non riposate, tenete la tensione il tempo necessario e poi cominciate delle piccole oscillazioni avanti e indietro, in maniera che quando andate indietro sentite un po' di tensione sull'interno coscia e quando andate avanti si rilassa. Quindi anche qua ne fate una decina e dopodiché con le gambe aperte tornate avanti del tutto a stendervi sul pavimento e cercate di tenere, le gambe si chiuderanno un po' alla volta da sole, ma cercate di tenere almeno le ginocchia dove sono. Chiudete le gambe e tornate a cercare la stessa cosa di prima. Piedi verso il pavimento, sedere verso il pavimento. Poi lasciate le gambe più rilassate e tornate di nuovo in posizione seduta e di nuovo lavorate col bacino. Appoggiate le mani per terra per aiutarvi e piano piano chiudete, quindi siete qui, appoggiate le mani, piano piano col peso sulle mani chiudete e questa è un'altra sessione nella quale invece che lavorare sulle gambe in direzione sagittale abbiamo lavorato in direzione frontale e quindi messi insieme questi due è un ottimo lavoro per le gambe e anche in parte per l'anca. Quando avete finito
potete rilassarvi un attimo con degli esercizi più facili, sempre per le gambe, magari appunto di scarico e di relax. Quello che vi consiglio, visto che si passa anche tanto tempo seduti, è di incrociare le gambe, magari ve lo mostro così, incrociare una gamba sopra l'altra, una mano la infilate nel buco tra una gamba e l'altra mano di là, vi prendete la coscia, rilassate la gamba, riguadagnate il pavimento e tirate verso di voi questa coscia con le mani, la tirate, mentre questo ginocchio lo spingete in direzione opposta, come a fare questo lavoro, così. Quindi vi prendete qui, tirate, ma anche spingete col ginocchio. Se fatto correttamente, sentite il sedere della gamba frontale. Dopodiché, quando siete a terra, vi prendete tutte e due le ginocchia, le tirate forte verso il petto e mentre le tirate cercate, se il sedere si alza, di lasciare le ginocchia lì e di riportare giù il sedere. Fatto questo per un po' di tempo, liberate una gamba e la portate giù e fate la stessa cosa, tiro qui e cerco l'aderenza al pavimento con tutta la gamba e dopo faccio cambio e quindi faccio l'altra gamba, dopodiché potete tornare su e come esercizio finale per chiudere, per rilassare completamente, in una posizione simile a quella dello squat iniziale, ma probabilmente più larga, dipende un po' da voi, vi mettete qui, in questa posizione qui, che vista di lato è questa, cercate di aprire il petto e allungare la schiena, con i gomiti spingete sulle cosce e potete usare le mani una contro l'altra per spingere, vi allungate bene con la schiena e nel frattempo magari potete oscillare un po' a destra e a sinistra e questa è una posizione che dovrebbe risultare rilassante a lungo andare, piano piano. Poi da qui, siamo qui appunto, e semplicemente risalite e con questi esercizi dovrebbe essere abbastanza intanto per tenere occupate le gambe. Magari poi col tempo faccio dei video per altre parti del corpo. Intanto queste qua sono 2 sessioni che potete sia separare che tenere insieme per le gambe. La parte di riscaldamento la tenete buona per qualsiasi cosa vogliate fare. Ci vediamo!